Se quante ce ne sono state? La scossa significativa è quella delle 4 di questa notte, con epicentro nella zona di Moriago della Battaglia. Si è sentita bene, diciamo, in tutta la pedemontana, ma essendo molto superficiale si è sentita anche fino a Treviso. Ci sono stati danni? Qual era stata la situazione? Chiamate alla centrale operativa? Allora, noi abbiamo ricevuto molte telefonate, anche stanotte, di persone che chiedevano cosa stesse accadendo, cosa fosse accaduto, ma segnalazioni di danni non ne abbiamo avute, segnalazioni specifiche di danni non ce ne sono state. Anche lei è stato svegliato di soprabbalzo stamattina. Sì, l'ho avvertita anch'io a Treviso, sì. Fino a quanti chilometri di profondità si è avvertita la scossa? Si sa? No, la scossa, diciamo, l'ipocentro era 2 chilometri di profondità, almeno queste erano le notizie di questa notte, quando alle 5 di mattina già sul sito dell'INGV era stato segnalato, diciamo, le caratteristiche di questo evento sismico. Sono state attivate particolari procedure? No, le procedure in questo caso, diciamo, sono su segnalazioni, ecco, so che la provincia si è attivata su Montebelluna per alcuni edifici scolastici, ma è una procedura di iniziativa della provincia, non credo legata a segnalazioni particolari. Registrati danni? No, non abbiamo, diciamo, avuto indicazioni di segnalazioni di danni.